Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, Re di Giudei. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.
este gracia plena, de gracia sesa y vena, e isa currente. Quel lampo che squarcerà il velo del Tempio, quella tenerezza del suo spirito che scioglie la durezza dei cuori e li spalanca al suo abbraccio. Qui è tutto compiuto. Senso per poter portare il cuore del suo figlio Gesù. Ora che la madre gli ha dato permesso e vedete, alzatevi e andate verso il Padre. Prima di salire, adorando il crocifisso il nostro Salvatore, inginocchiatevi e chiediamo tutti, perdono, insieme per le nostre cose. Abbi pietà di noi, Signore, guarisci il nostro cuore, da ultimare, purifica i nostri occhi, purifica il nostro cuore, purifica le nostre mani. Ora, dopo aver chiesto perdono e purificando il cuore in nome dei cavalieri, salite le scale che portano al Calvario e accingetevi alle cuore dalla croce del corpo di Gesù. Salite dunque quei gradini, figuranti nella scala che Giacobbe sognava, e che ora mostra il Dio Salvatore morto della nostra salvezza. Nobile Giuseppe, togli dal capo di Gesù la corona di spine. Baciala e mostrala a tutti noi. E la corona che hai coronato il capo da te. E tu, nobile Nicodemo, consegna al cavaliere la corona che la porti a sua madre Maria. Nobile Giuseppe, togli il chiodo della mano destra del Signore. Bacialo e mostralo al popolo, che con la sua cattiveria ha urlato crocifiggilo. Ed ora, nobile Nicodemo, togli il chiodo dalla mano sinistra. Bacialo e mostralo al popolo,
a quel popolo incarnato crocifiggilo, passa e piova al nobile Giuseppe perché anche di Giovanni. Ed ora tu nobile cavaliere ai piedi del crocifisso, libera i piedi. Libera i piedi che hanno camminato e faticato tanto sulla nostra terra, sperimentando la nostra umanità. Per che cosa? Perché ci amava, perché voleva che anche la pecora smarrita fosse ritrovata, caricata in spalla e curata con amore. Come presentarsi davanti alla madre che ha tanto amato quel figlio e il suo Signore. Fermando i cavalieri sotto la croce ci sono le nostre mani. Ed ora noi di Arimatea, i nobili di Nicodemo, e voi cavalieri, calate dalla croce il corpo santo e senza vita di Gesù. Mostrate questo corpo al popolo prima di deporlo nel sepolcro, perché veda che cosa hanno fatto i nostri peccati.
Santa Maria, Mamma di Dio, peccato mangiato, liberano da
Amen.